Dramma della solitudine nel Vicentino, la casa va all'asta e gli acquirenti interessati trovano il cadavere dell'ex proprietario sul divano, morto da mesi senza che qualcuno se ne fosse accorto. Auto in fiamme nel rione Pertini a Mestre, notte di paura per i residenti di un'area che cerca faticosamente di combattere il degrado. Incredibile tragedia sfiorata a Verona, bimba di 10 anni minaccia di gettarsi dalla finestra, l'allarme disperato della mamma, l'intervento cruciale della polizia per salvarla. La politica e lo stato di governo a Roma, giorni cruciali e il Veneto potrebbe giocarsi una carta da protagonista con l'ipotesi di un mandato esplorativo, la neopresidente del Senato Casellati. Quanto guadagnano i trevigiani? Studio della CGIL sulla base dei redditi dichiarati nel 2016. Tra tanti poveri e pochi paperoni si cela anche il fenomeno dell'evasione fiscale. Continua la campagna di Antenna 3 per salvare le mura di Castelfranco, in tanti stanno rispondendo all'appello, intanto riaprono torre restaurata con i fondi del comune. Presentata a Vittorio Veneto l'esercitazione di protezione civile organizzata dal terzo raggruppamento alpini, una sorta di prova generale della Dunata Triveneta delle Penne Nere fissata a metà giugno. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno, ben trovati. La prima edizione dei nostri telegiornali e la cronaca in primo piano con l'incredibile vicenda che viene dalle valli del Pasubio. Siamo nel territorio vicentino e una macabra scoperta in una casa all'asta con gli acquirenti interessati che si imbattono appunto in un cadavere dell'ex proprietario morto nell'abitazione mesi fa. Erano interessati a quella vendita all'asta, una casetta in Valli del Pasubio. Decidono di vederla, ma durante la loro visita scoprono il cadavere di un uomo in salotto, il corpo oramai mummificato del proprietario seduto sul divano. I vicini di Contrada Molin Maso a Valli del Pasubio non vedevano Walter Dalzotto, 42 anni, dallo scorso novembre ed è probabile che sia deceduto proprio 5 mesi fa a causa di un malore. La notizia si è rapidamente diffusa in paese dove tutti conoscevano Dalzotto, un carattere schivo e riservato e che non dava confidenza nemmeno a chi lo conosceva da decenni e che si era ulteriormente chiuso dopo la morte dell'anziana madre avvenuta lo scorso settembre. Il pubblico ministero valuterà nei prossimi giorni se aprire un fascicolo d'inchiesta su quanto accaduto. Ed ora la notte di paura vissuta dai residenti del rione Pertini. Siamo a Mestre, un'auto data alle fiamme, l'intervento dei vigili del fuoco in una zona dove si lotta ogni giorno contro il degrado. Ci racconta quanto accaduto in diretta telefonica per noi da Mestre Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno da Mestre, quartiere Pertini, ancora al centro delle cronache. Nella notte un'auto infatti ha preso completamente fuoco. In realtà il mezzo era già stato segnalato più volte nel tempo, l'avevamo detto spesso anche nel corso dei nostri telegiornali con le lunghe interviste ai residenti della zona e alle autorità, come un rudere inutilizzabile che stava lì, ma nessuno si è mai preoccupato di rimuoverlo. Ora forse qualcuno ha deciso di fare da sé, è il commento di Giorgio Rocelli, il presidente del comitato di quartiere Pertini, i cui residenti appunto ieri sera hanno vissuto dei veri e propri momenti di preoccupazione nel momento in cui questo veicolo, per cause ancora al vaglio degli agenti che poi sono intervenuti sul posto, è stato distrutto completamente da un incendio. Sul posto poco dopo sono intervenuti anche i vigili del fuoco con un'autobotte oltre ad altre squadre, ma l'auto comunque è stata completamente distrutta e non c'è stato nulla da fare, è da buttare. È successo verso le 23, dichiara Rocelli, quel mezzo nessuno l'ha portato alla demolizione. La nostra attenzione continua e continuerà ad essere massima, però il comitato di quartiere è molto allarmato. Continua Rocelli, che nessuno pensi di utilizzare questo posto come discarica o ancora peggio come un parco giochi dove fare quello che si vuole, compresi questi atti di vandalismo. Da quartiere Pertini a Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori nella Marca Trevigiana, adesso con la cronaca giudiziaria. Abbiamo raccontato 2 giorni fa della morte di una 95enne anzi, scusate, in una casa di riposo di Selva del Montello, aperta una inchiesta e ci sono 2 persone indagate.
Sono indagate per omicidio colposo le 2 assistenti che dovevano occuparsi della 95enne morta dopo una caduta dalle scale. Da una prima ricostruzione degli investigatori, l'anziana in sedia a rotelle sarebbe stata lasciata davanti alla scalinata nel trasferimento dalla camera a soggiorno che si trovava al piano terra. Forse una delle assistenti si è spostata per dare una mano ad una collega e l'anziana si sarebbe spinta in avanti mettendo le mani sul corrimano. Quindi la rovinosa caduta che le avrebbe provocato un grave trauma cranico con emorragia cerebrale. Trasportata in ospedale, la donna è morta dopo 24 ore di coma. La procura ha disposto anche l'esame autoptico sul corpo della 95enne. Intanto la famiglia ha espresso l'intenzione di rivalersi nei confronti della casa di riposo. Sarebbe bastato, hanno detto i parenti, un cancello sulle scale per evitare la tragedia. I carabinieri del NAS hanno effettuato nelle ore scorse un sopralluogo nella struttura, mentre gli inquirenti hanno ascoltato il personale ed i vertici della casa di riposo. Ancora la cronaca, salvata in extremis, davvero in extremis, una bimba di appena 10 anni che ha tentato di lanciarsi dalla finestra, un dramma che è accaduto a 2 passi dal centro di Verona nel pomeriggio di ieri. A lanciare l'allarme la mamma della piccola che ha chiamato il 118, immediatamente sul posto si è precipitata un'ambulanza mentre veniva allertata ovviamente la polizia e in pochi minuti sono arrivati in zona 2 volanti. Si sono fatti aprire la porta i 2 agenti dalla mamma mentre la bambina era ancora seduta sul davanzale di una finestra, schiena nel vuoto e volto rivolto proprio verso la polizia. Una bimba che è apparsa fin da subito risoluta e lucida. Uno degli agenti con estrema calma ha iniziato a parlarle, poi approfittando di un momento di distrazione della bimba, l'altro collega si è letteralmente tuffato verso di lei riuscendo a bloccarla e a salvarla. È stata portata in ospedale a Borgo Trento per una visita nel reparto di psichiatria. Ancora da chiarire con certezza i motivi del terribile gesto, se appunto consideriamo anche la giovanissima età della bambina. A scatenare tutto potrebbe essere stata una discussione con la madre. Lasciamo per un attimo la cronaca adesso per parlare della politica, con gli occhi che da giorni, come sempre, sono rivolti a Roma e lo stallo, tanto più dopo ieri, è ancora più forte per quanto riguarda la formazione di un governo. Sono giorni cruciali, oggi un secondo giorno di consultazioni, nella seconda settimana di consultazioni e tra le ipotesi che emergono c'è anche una carta che riguarda il Veneto, cioè un mandato esplorativo che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella potrebbe dare alla neopresidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati. E se toccasse proprio a lei, la prima donna a capo del Senato nella storia della Repubblica? Maria Elisabetta Casellati è un mandato esplorativo alla forzista veneta per formare il governo. È tra le poche frecce nell'arco di Sergio Mattarella di fronte allo stallo assoluto del governo, certificato dal polverone alzato ieri da Silvio Berlusconi. Quel bisogna saper distinguere i veri democratici da chi non conosce l'ABC della democrazia, che se ce ne fosse bisogno ha scavato uno solco ancora più profondo tra Movimento 5 Stelle e centrodestra. I grillini non vogliono Berlusconi, Berlusconi non vuole i grillini, in mezzo Salvini si appella alla responsabilità e minaccia un ritorno alle urne. Così Mattarella se ne esce con un perentorio: passi avanti non ne sono stati fatti e non c'è più tempo. In queste ore il secondo giorno della seconda settimana di consultazioni, la prossima settimana al massimo la decisione. E tra le ipotesi, come un preincarico a Salvini come leader del centrodestra, che però non ha i numeri per governare, e mentre sembra tramontata l'ipotesi di Giancarlo Giorgetti, c'è anche la carta del mandato esplorativo alle 2 più importanti cariche dello Stato dopo il Presidente, ovvero Casellati e Fico. Proprio in queste ore a colloquio con Mattarella al Colle. La Padovana è in pole position, una mossa di Mattarella che ha il sapore di un avviso ai partiti che non riescono a trovare un accordo. Chi riceve il preincarico infatti rischia di bruciarsi se non trova la maggioranza sufficiente. Ma anche l'eventuale scelta Casellati potrebbe trasformarsi nel boomerang di un'ulteriore perdita di tempo, che a questo punto sarebbe sempre più grave per il Paese e gli elettori in attesa. Parliamo adesso di stipendi, parliamo adesso di redditi, o meglio di redditi, quanto guadagnano i veneti e quanto guadagnano i trevigiani, nel caso specifico con uno studio emerso realizzato dalla SPCGIL di Treviso con tanti indigenti. Ci sono anche un elevato numero di paperoni, chiamiamo così, e ovviamente l'ombra dell'evasione fiscale.
Si va dai 128.000 euro dei lavoratori autonomi residenti a Monastier ai 23.700 di quelli residenti a Tarzo, per passare agli oltre 27.000 dei dipendenti di San Pietro di Feletto ai 17.300 di Moriago. Se la passano peggio i pensionati, con 20.800 euro a Treviso, fino ai 12.700 degli anziani residenti ancora una volta fanalino di coda a Tarzo. È la fotografia dei redditi dichiarati dai trevigiani nel 2016, elaborata dallo SPI-CGIL, dati che naturalmente vanno interpretati, basta un solo paperone residente in un comune ad alzare non di poco la media, ma che comunque rilevano un costante leggero aumento dei redditi rispetto agli anni della crisi più nera. Discorso che vale soprattutto per i redditi dei lavoratori autonomi, molto meno per i dipendenti, per i quali, se non ci fosse stato il bonus degli 80 euro per 200.000, il reddito sarebbe calato di 800 euro l'anno. Quindi, senza quella manovra, i redditi del lavoro dipendente per questi 200.000 persone sarebbero addirittura diminuiti, perché nel frattempo sono aumentate le tasse locali. Una distribuzione della ricchezza o della povertà che varia per fasce di reddito. Il 38% dei trevigiani dichiara fino a 15.000 euro l'anno, oltre il 35% dai 15 ai 26.000, il 21% dai 26 ai 55.000, solo l'8% ha un reddito dichiarato di 120.000 euro, dati che secondo la CGIL nascondono un'ampia sacca di redditi non dichiarati. Di qui un appello del sindacato ad incrementare la lotta all'evasione. Attraverso controlli serrati che possono essere attivati dai comuni, tra l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza e anche l'INPS. Abbiamo visto che i comuni che fanno accertamenti sulle tasse non pagate recuperano i soldi. Abbiamo visto che se poi questo accertamento viene fatto spiegando alle persone che le tasse vanno pagate senza fare il ricalcolo con ulteriori multe e tutto quello che ci va dietro, le persone piano piano si mettono in regola. Torniamo alla cronaca. Scoperta dai carabinieri nelle campagne tra Padova e Vicenza una vera e propria raffineria di eroina. Un tranquillo casolare di campagna adibito a raffineria di eroina. Dentro ci vivevano e lavoravano due albanesi di 41 e 34 anni domiciliati a Vicenza. Lo hanno scoperto i carabinieri di Padova nelle campagne di Rampazzo di Camisano Vicentino, ai confini tra le due province di Padova e Vicenza. I due arrestati, finiti agli arresti nelle case circondariali dei due capoluoghi, sono stati trovati in possesso di 30 kg di eroina, una parte dei quali già confezionati in panetti da mezzo chilo, pronti per essere immessi nel mercato padovano, vicentino e mestrino. Sequestrato anche tutto il materiale per la raffinazione e il confezionamento in dosi della droga. Ancora a Padova, perché ci sarebbe un mercato di gigolò, soprattutto per signore di mezza età, vicino alla zona della stazione. Come non bastassero lo spaccio e la criminalità, adesso l'area della stazione di Padova si arricchisce di un ulteriore tassello sulla via del degrado. Tra via Cairoli e Corso del Popolo sono comparsi infatti anche gli gigolò. Per lo più si tratterebbe, secondo alcuni commercianti della zona, di giovani originari del Senegal, il cui corrispettivo si concretizza spesso in una spesa di generi alimentari. Le clienti sono quasi sempre signore di mezza età. La corsia di marcia della 4 Trieste-Venezia è stata chiusa fra Re di Puglia e Villesse nella mattinata per completare l'operazione di messa in sicurezza del tratto, dove intorno alle 6 di questa mattina un mezzo pesante ha preso fuoco. Il tir trasportava rottami di ferro e il fuoco ha distrutto completamente il semirimorchio. Sul posto i vigili del fuoco, gli operatori della concessionaria Autovie Venete. Fortunatamente a quell'ora il traffico non era molto intenso e quindi non ci sono state code, ma soltanto rallentamenti ovviamente nella circolazione. E adesso per parlare di turismo, perché il turismo veneto si conferma mercato trainante a livello nazionale e i dati del 2017 sono ancora una volta da record. Nuovo record per il turismo veneto nel 2017, che ha registrato oltre 19 milioni di arrivi e 69 milioni di presenze, superando rispettivamente del 7,4 e del 5,8% il precedente primato del 2016. Questa è la dimostrazione che questa non è una crescita strutturale del sistema, quindi si sta lavorando tutti, pubblico e privato, per far sì che il turismo appunto sia una delle prime voci di entrata per quanto riguarda l'economia veneta. Numeri che assicurano al Veneto uno stabile primo posto a livello nazionale, con quasi il 30% di presenze in più rispetto al Trentino Alto Adige sul secondo gradino del podio. A trainare ancora una volta Venezia, dove gli arrivi sono cresciuti dell'8% e le presenze del 7,6%. Ma i numeri sono positivi in tutti i settori e in tutti i territori.
L'aumento medio del 6% è generalizzato, quindi tutte le destinazioni turistiche crescono, con un piccolo segno negativo soltanto di Belluno, ma legato ancora alla vecchia stagione del 2017 invernale, quindi a cavallo tra il 2016 e il 2017, legata anche alla mancanza di neve. Crescono invece oltre la media le mete meno tradizionali, come la Marca Trevigiana, che guida la classifica delle province con un invidiabile più 12% sia negli arrivi che nelle presenze. È il risultato che ci rende più orgogliosi, spiega l'assessore regionale al turismo Federico Caner, per il lavoro di promozione fatto in questi anni verso nuove destinazioni e nuovi prodotti turistici al di fuori delle solite Venezia o Verona. Per esempio la provincia di Treviso, di Vicenza o l'area della Valpolicella legato al tema dell'enogastronomia e quindi del turismo esperienziale. Ecco, questi stanno crescendo in doppia cifra, quindi dal punto di vista percentuale vanno addirittura doppie rispetto alla media della crescita della regione. E un ulteriore elemento di sviluppo per il già importante turismo della Marca registrato, come sentivamo nel servizio, potrebbe essere la salvaguardia, potrebbe essere il restauro delle mura, ad esempio, di Castelfranco, che in chiave turismo potrebbe certamente attrarre. Continua la campagna di Antena 3 a sostegno del comune castellano per il salvataggio della storica cinta muraria. In tanti state rispondendo all'appello di 2 euro per un mattone che abbiamo lanciato ormai un mese fa e con questo servizio vi facciamo vedere una prima parte già restaurata con i fondi del comune. Questa alle spalle è la torre di nord-ovest che ha appena praticamente finito l'intervento di restauro. Dovranno consegnarcela tra qualche settimana ed è appunto un intervento tipico di conservazione. Non abbiamo voluto alterare quello che era l'aspetto della storia. Ecco come potrebbero diventare le mura di Castelfranco se tutti si impegnano anche con solo 2 euro a finanziare l'intervento di restauro. In questo caso la torre è stata non solo recuperata, ma con una struttura rispettosa del manufatto storico diventerà visitabile fino alla sua sommità. L'intervento è costato quanto? 700.000 euro. Sono stati naturalmente stanziati dal Comune, dall'amministrazione attuale in carica e che naturalmente è un investimento non di poco conto nel bilancio delle casse comunali. Numeri che danno il senso di quanti soldi servono per recuperare tutte le mura castellane. Una cifra enorme che diventa piccola se tutti coglieranno il senso civico di questo investimento. 2 euro perché l'abbiamo individuato contando le pietre. Di fatto il castello è composto da circa 3.750.000 pietre e il costo del restauro totale è di circa 7 milioni. Partecipare è molto semplice, basta fare un bonifico presso le casse comunali, il codice IBAN lo si vede in sovraimpressione, oppure presso l'amministrazione comunale basta recarsi in un qualsiasi ufficio ai messi comunali e che rilasciano ricevuta del versamento fatto. Allora abbiamo visto in sovraimpressione durante il servizio, ve lo facciamo rivedere gli estremi del conto corrente, dell'IBAN e della causale. Come avete sentito si può fare fino a un certo punto con i fondi del comune, quindi per salvare le mura, per restaurarle c'è bisogno anche del vostro aiuto, dell'aiuto di tutti, non solo ovviamente i castellani ma anche tutti i veneti, perché le mura di Castelfranco sono un patrimonio di tutti. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in diretta, prima edizione del nostro telegiornale, presentazione Vittorio Veneto della esercitazione di protezione civile organizzata dal terzo raggruppamento Alpini, che è una sorta di prova generale per la Dunata Triveneta delle Penne Nere che è fissata per metà giugno. Alpini in azione in questo fine settimana a Vittorio Veneto. 3 giorni di esercitazioni di protezione civile che coinvolgeranno 10 comuni del mandamento vittoriese. È uno degli eventi in preparazione della sfilata Triveneta delle Penne Nere che Vittorio Veneto ospiterà dal 15 al 17 giugno. Arriveranno 1 migliaio di volontari della protezione civile del terzo raggruppamento, ovvero del Triveneto. Opereranno su 24 cantieri, mettendo in attività tutte le varie specializzazioni, che sono molte, e quindi creando anche ciò che poi resterà come opera definitiva, oltre all'esercitazione, anche qualcosa di utile, di concreto per le comunità in cui noi viviamo, operiamo, nello spirito con il quale appunto ci proponiamo.
Da venerdì mattina al via quindi la Triveneta del Centenario con operazioni di ogni tipo a dimostrazione di come gli alpini si preparino sempre ad ogni evenienza. Salvamento fluviale, cinofili, antincendio boschivo, alpinistica, idrogeologico, TLC e droni. Damiani a Cordignano, passando da Tarso e Colle Umberto, 3 giorni di interventi a difesa delle comunità, con 24 cantieri dove gli alpini come sempre lasceranno il segno, pulendo gli alvei dei fiumi, mettendo in sicurezza rampe e costoni, ma anche formando gli uomini e le donne di domani. Ci saranno circa 300 alunni che parteciperanno all'attività dei volontari su 3 cantieri legati alla formazione e addestramento. Non solo numeri da record per la mostra di Marco Goldin a Vicenza su Van Gogh, anche un'iniziativa di solidarietà che coinvolge Treviso. Era la stanza in questa torretta di Van Gogh. Lui da qui ha dipinto molti quadri. È diventata una vera e propria lezione su Van Gogh, la consegna al cafoncello del plastico dell'ospedale francese dove il pittore visse per alcuni anni. Mecenate dell'iniziativa, inevitabile relatore Marco Goldin, che ha voluto fare omaggio all'USL di uno dei pezzi, ovviamente al di là delle opere, più apprezzati dell'esposizione che il curatore trevigiano ha concluso con successo nella Basilica Palladiana di Vicenza. Un plastico curato nei particolari che sarà sempre ammirabile all'entrata dell'ospedale di Treviso, quasi un'opera tra le opere dell'esposizione vicentina. Racconta uno dei luoghi, anzi secondo me il luogo nel quale Van Gogh ha realizzato le opere più belle nel corso della sua vita per un anno esatto, dal maggio del 1889 al maggio del 1890, quindi è un luogo di cura ma anche di sofferenza, dunque, ma anche un luogo di bellezza, perché questo è stato per Van Gogh. Un plastico donato all'ospedale con un motivo ben preciso. È stato dimostrato da Van Gogh che esiste la malattia, però dalla malattia può anche nascere qualcosa di importante, è un segno anche di umanizzazione, perché le persone che arrivano in ospedale possono guardare questa opera straordinaria e ricordarsi il grande pittore che era Van Gogh. Sono oltre 6 milioni le persone che transitano ogni anno per questo punto del Cafoncello e che ora potranno soffermarsi su questa ricostruzione per ricordare l'artista olandese, ma anche il nostro Gino Rossi. Tante volte mi è capitato di istituire un parallelo, un paragone fra Gino Rossi e Van Gogh, ma non soltanto perché Van Gogh e Gino Rossi sono vissuti in un manicomio, Gino Rossi purtroppo molto più tempo di Van Gogh, ma anche perché per esempio hanno avuto un'attività epistolare molto forte entrambi, bellissime le lettere di Gino Rossi, bellissime, meravigliose, grandi documenti di letteratura quelle di Van Gogh, e poi Gino Rossi certamente ha guardato all'opera di Gauguin e di Van Gogh per fare i suoi primi quadri, soprattutto quelli in Bretagna. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento ore 13, oggi si parla di salute e di ortopedia, nello specifico schiena e piedi, quali cure? Ne parliamo con Massimo Pulin, presidente di Confapi Sanità Padova, e Giorgia Sartorato, dottore ingegnere biomedico. Quindi sanità fra pochissimo su ore 13. Questa sera invece si parla di energia e di servizi a 20:10 dopo il telegiornale di Treviso con Stefano Busolin, presidente di Asco Trade, e Franco Zanata, presidente di Contarina. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati a un nuovo aggiornamento meteo. Ancora qualche occasionale fenomeno, ma il tempo tende a migliorare decisamente col passare delle ore. Sul Veneto qualche pioggia generalmente debole sarà possibile, specie al mattino, sui settori più occidentali della nostra regione, ma migliorerà presto. Ampio soleggiamento altrove con cielo al massimo poco nuvoloso. Le temperature minime si attesteranno tra i 6 e gli 11 gradi, i valori massimi invece saranno compresi tra 14 e 18 gradi. Tempo lievemente instabile sul Friuli Venezia Giulia, dove permarrà qualche precipitazione anche temporalesca, più probabile peraltro al mattino e al pomeriggio. Più soleggiato invece sul Triestino, fenomeni in cessazione entro la serata.
Temperature minime comprese tra 9 e 11 gradi, valori massimi invece tra 14 e 19 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Qui il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con occasionali piovaschi al mattino, ma migliorerà col passare delle ore. Ampio soleggiamento con cielo poco o parzialmente nuvoloso altrove. Le temperature minime saranno comprese tra 6 e 9 gradi. I valori massimi invece saranno oscillanti tra 13 e 15 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.